Regione Veneto, Fondazione Cortina e Comune hanno rinnovato il patto per il coordinamento della mobilità a Cortina in occasione dei grandi eventi sportivi, l'imminente nuova tappa di Coppa del Mondo di sci femminile e più in là le Olimpiadi invernali 2026. 3 anni che ci lavoriamo con una cabina di regia importante costituita dai gestori delle autostrade e delle strade, dove CAV insieme a Autostrade Alto Adriatico, Brescia-Padova, Autostrade per l'Italia, Veneto Strade, ANAS e Pedemontana Veneta costituiscono questa banca dati e questo monitoraggio in un'unica cabina di regia. Una control room per garantire, oltre alla gestione ordinaria della rete, delle aree di sosta e delle eventuali criticità come incidenti stradali o condizioni meteo avverse, anche una puntuale informazione all'utenza. La medesima squadra messa in campo anche per il Giro d'Italia avrà il compito di gestire gli eventi olimpici e la cosiddetta Mobility Situation Room, in azione in questi giorni, rappresenta uno dei test in vista del grande appuntamento a Cinque Cerchi. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma MAS che punterà anche all'intermodalità e quindi all'integrazione tra tutti i servizi di mobilità che ci sono sul territorio per essere pronti ad erogare un servizio efficace ed efficiente per le Olimpiadi del 2026. Le Olimpiadi perciò anche la grande occasione per dare una risposta di miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto a tutti i veneti.